Buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, quindi l'intro Giuseppe diciamo che l'abbiamo già fatto, arrivo subito alla domanda che è quella appunto che riguarda te, insomma la Greenpeace, quindi Greenpeace monitora da anni il problema dei PFAS. Puoi spiegarci cosa sono queste sostanze e perché rappresentano una minaccia per l'ambiente e la nostra salute? Allora, questo acronimo di 4 lettere, che è anche difficile da pronunciare in italiano, identifica un ampio gruppo di molecole di sintesi che non esistono in natura e che sono prodotte solo ed esclusivamente dalle attività umane. Parliamo dei composti poli e perfluoroalchilici, detti anche PFAS, e che sono caratterizzati da un legame carbonio-fluoro. Sono stati introdotti alla fine degli anni 30-40 e da allora vengono utilizzati in numerosi beni di consumo e produzioni industriali. Questo perché queste molecole garantiscono una serie di proprietà particolari, come l'idro e l'oleo repellenza, la resistenza alle alte temperature, alla corrosione, sono degli ottimi agenti lubrificanti, insomma sono sostanze che hanno poi preso un massiccio utilizzo praticamente ovunque. Anche noi nelle nostre case siamo circondati da prodotti che le contengono senza saperlo. Sin dalla loro scoperta, abbiamo poi capito negli anni successivi che alcune delle loro proprietà si trasformano in una sorta di boomerang per l'ambiente e per la salute una volta che queste sostanze vengono immesse in natura, perché sono sostanze di fatto persistenti. Una volta riversate nell'ambiente, restano lì in quella forma per lunghissimi anni, tant'è che si sono guadagnate questo appellativo di inquinanti eterni. Per lungo tempo la scienza ha creduto che fossero incapaci di interagire con il nostro corpo, ma oggi sappiamo che poi sono responsabili di tutta una serie di patologie anche a bassissime dosi. E oggi delle 10.000 molecole che fanno parte di quest'ampio gruppo di sostanze, i PFAS, solo 5 sono regolamentate nel nostro paese e 3 a livello globale, per cui oggi le aziende possono utilizzarle, la quasi totalità di queste molecole, sversarle nell'ambiente senza andare a infrangere alcun tipo di norma, di regola, e quindi il loro uso è lecito. E c'è un altro grande problema, perché noi non siamo nemmeno in grado di capire se un prodotto che acquistiamo può contenere queste sostanze, perché gran parte dei prodotti in cui vengono utilizzati non è che esista un'etichetta che indichi la presenza di queste sostanze. Certo, ci fai degli esempi? Perché so, per esempio, sulla scatola della pizza, no? Anche lì li troviamo. Ci fai qualche esempio di prodotti, Giuseppe? Allora, i prodotti sono tantissimi. Partiamo da un oggetto comune che c'è sicuramente nelle nostre case, che è la padella antiaderente. Le padelle antiaderenti più comuni sono fatte col Teflon. Il Teflon comunque è un FAS. Sul Teflon poi si possono fare tanti discorsi sulla sua pericolosità o meno, però oggi, per quel che riguarda le padelle antiaderenti, esistono già tante alternative. Basta guardare sull'etichetta dei prodotti che ci sia scritto che non sono presenti PFAS, non singole sostanze tipo PFOA, no PFAS. Un altro prodotto in cui potrebbero essere è il filo interdentale, perché il filo interdentale potrebbe avere un rivestimento fatto di queste sostanze per garantire il corretto funzionamento. È chiaro che anche per i fili interdentali ce ne sono tanti con un rivestimento a base di cera che riesce a ottenere le stesse tipo di performance. Ma altri prodotti possono essere i capi di abbigliamento, quelli soprattutto che ci consentono di non bagnarci sotto la pioggia, quindi quelli idrorepellenti. Altri potrebbero essere, per dire, gli imballaggi in carta, perché anche quelli potrebbero essere trattati con queste sostanze, ad esempio per far sì che la carta non si impregni d'olio quando ci mettiamo qualcosa che abbiamo fritto. Altri prodotti possono essere il cartone della pizza, altri ancora possono essere i nostri cellulari, perché i nostri cellulari, per evitare che la nostra impronta digitale lasci un fastidioso segno sullo schermo, potrebbero essere trattati con queste sostanze proprio per impedirlo. Ma altri oggetti sono le schiumanti incendio,
che vengono utilizzati negli estintori o magari negli aeroporti per spegnere le fiamme, soprattutto quando provengono bruciano carburanti. E, insomma, si fa veramente fatica a trovare i settori, i prodotti che ne siano esenti, piuttosto che fare un elenco molto lungo di tutti quelli che ce li hanno. Sono nascosti un po' in tanti prodotti e purtroppo non lo sappiamo per tutti. Certo, ma queste sostanze possono essere, io da quello che ho capito, da quello che ho letto, sostituite con altre che sono meno, diciamo, cancerogene? In realtà sì, per anni diciamo, le industrie hanno detto che non esistevano alternative e molte lo dicono ancora oggi, ma vi posso dire che vi riferisco delle esperienze proprio che abbiamo avuto noi di Greenpeace sul settore tessile. Sul settore tessile noi siamo riusciti a convincere tanti grandi marchi a abbandonarle, addirittura siamo riusciti a convincere aziende tessili tipiche della nostra imprenditoria, tutte quelle piccole e medie imprese che hanno anche un numero di personale ridotto e quindi non un esperto chimico nel loro organico, ma che comunque del distretto tessile di Prato ci sono aziende anche di 4-5 dipendenti che sono riuscite con un'attenta selezione di prodotti a trovare alternative ugualmente efficaci per garantire l'impermeabilità dei capi di abbigliamento. Ma noi recentemente abbiamo convinto anche Gore Fabrics, il famoso produttore del Gore-Tex, che è riuscito e completerà l'eliminazione di tutte queste sostanze dalle proprie membrane e dai trattamenti idrorepellenti. Alternative esistono nella carta, nella stragrande maggioranza dei settori industriali. Oggi alcune indicazioni ci dicono che l'8% solo della produzione di queste sostanze, che vede l'applicazione dei fluoropolimeri, che è un particolare tipo di PFAS, non ha alternative, quindi stiamo parlando dell'8%, ma nel restante 92% le alternative ci sono. Certo. È chiaro che serve un divieto affinché poi si inneschi anche quella spinta al cambiamento da parte dei settori industriali, perché se il divieto non arriva non si innescherà mai quella molla a cercare delle soluzioni anche in quel tipo di produzione dove oggi alternative non ci sono, e per questo noi siamo impegnati a chiedere il bando all'uso e alla produzione di queste sostanze. Certo, ti volevo chiedere un'altra cosa, un cittadino qualunque, come si può regolare nel momento in cui va a comprare, dico, il capo di abbigliamento, per fare un esempio, sulle etichette? C'è qualche riferimento che tu sappia? Ci dai una mano su questo? Allora, sui capi di abbigliamento è un po' difficile, ci sono delle certificazioni che alcune aziende utilizzano, però non è facilissimo orientarsi. So che la via non è delle più agevoli, ma forse prima di acquistare un prodotto varrebbe la pena chiedere all'azienda se quel prodotto contiene o meno quelle sostanze. Viceversa, per dire, nelle padelle antiaderenti oggi ci sono tante aziende che ne hanno fatto anche un motivo di marketing, vendere padelle antiaderenti non fabbricate con queste sostanze. Bisogna fare particolare attenzione a scegliere che quelle che ci sia scritto no FAS, perché include tutte le molecole che fanno parte di questo gruppo, perché in alcune padelle ad esempio c'è scritto no PFOA, che è una sola di queste molecole, quindi su questo bisogna prestare un po' di attenzione. È chiaro che però anche una non richiesta nostra alla politica è anche quello di permettere una etichettatura dei prodotti per dare alle persone degli strumenti utili che permettano poi di orientarsi al momento degli acquisti. Certo, e ti ringrazio per questa risposta. Volevo chiederti, hai dato un po' la situazione a livello italiano, veniamo nel Veneto, veniamo in quello che sono i vari tipi, no, di PFAS, perché non ce n'è uno, abbiamo ben capito, e ho visto che Adria, per esempio, per prendere un comune che non è tanto distante dalla sede qui di Radio International, è tra le prime 10 città del Veneto per il PFAS. Sì, diciamo noi nella zona, nella provincia di Rovigo, nella parte più meridionale della provincia di Venezia abbiamo fatto dei prelievi. Adria, diciamo, ha una concentrazione di PFOA, che è la sostanza dichiarata cancerogena, di 1,6 nanogrammi per litro. 1,6 potrebbe sembrare una concentrazione da un punto di vista numerico di fatto irrisoria, eppure oggi, e poi immagino il dottor Bertolla lo confermerà dopo, sappiamo che alcune di queste molecole possono generare una serie di effetti negativi anche a quantità
che apparentemente possono essere insignificanti, ma in altri comuni della zona, mi riferisco ad esempio a Rovigo, abbiamo trovato anche la più alta concentrazione tra i comuni del Veneto che abbiamo preso in esame di questa molecola che si chiama TFA, l'acido trifluoracetico, che è un composto, diciamo, dei PFAS a catena ultra corta, su cui non sappiamo molto da un punto di vista degli impatti sanitari. Sappiamo che tra le molecole più abbondanti al mondo, tra i PFAS, che può essere rimossa con estrema difficoltà anche dai comuni trattamenti di potabilizzazione, per cui è un composto su cui tenere altissima l'attenzione. Certo, e oggi come oggi, insomma, Greenpeace cosa sta facendo per sensibilizzare l'opinione pubblica? Andiamo un po' più su, no? Le istituzioni, il nostro governo. Noi siamo attivi da anni, ma non solo noi, anche i Medici per l'Ambiente e tante altre realtà associative nazionali e locali. Siamo attivi perché siamo consapevoli che con queste sostanze la situazione è già sfuggita di mano. Oggi noi possiamo intervenire per mitigare gli impatti futuri, e lo facciamo attraverso un divieto dell'uso e la produzione di queste molecole, che deve essere messo in atto. Parallelamente poi a scala più locale deve essere messa in sicurezza assolutamente l'acqua potabile, perché bisogna fare in modo che venga garantito a chiunque e su tutto il territorio nazionale l'accesso ad acqua libera e priva da questi inquinanti. E quindi noi siamo impegnati in un'operazione di comunicazione, sensibilizzazione. Proprio lo scorso fine settimana eravamo in tantissime piazze italiane con il nostro network di volontariato, proprio per far prendere sempre di più consapevolezza alla popolazione, perché con queste sostanze, come ci dicono gli scienziati, purtroppo non possiamo abbassare la guardia. E a proposito di non dover abbassare la guardia, mi rivolgo ora al dottor appunto Francesco Bertola, presidente, dicevamo, dell'ISDE sezione di Vicenza. Dottore, so che lei ha condotto degli studi di ricerca e sta ancora conducendo, diciamo, sugli effetti dei PFAS sulla salute. Ci racconta un po' questo suo percorso di analisi e di studi? Sì, volentieri. Ci siamo un po' concentrati intanto su due cose. Uno, a studiare la popolazione della cosiddetta zona rossa. Bisogna capirsi intanto su una cosa. Il PFAS ha benissimo detto, più che detto l'ha dimostrato con quella bellissima campagna di monitoraggio nazionale, sono in tutta Italia. Noi però nel Veneto abbiamo avuto un caso particolare. Il caso particolare è dovuto al fatto che proprio l'industria che li produceva praticamente da questa industria sono usciti dei reflui che poi hanno inquinato la falda da cui le società acquedottistiche distribuivano acqua potabile a 32 comuni. Quindi lei capisce che un conto è avere a che fare con un inquinamento, per carità, universale, esteso, che in un posto può essere alto, in un posto basso, e che dipende dalle caratteristiche del posto. Un conto è vivere in una zona in cui le acque profonde sono pesantemente inquinate da queste sostanze. Quando si dice pesantemente cominciamo a parlare di 10.000, 20.000 nanogrammi litro. E questo ha interessato ed interessa la zona rossa, ma un po' alla volta interesserà naturalmente tutte le zone che stanno tra la zona rossa, province di Vicenza e Verona, per spiegarsi, e il mare. Perché è chiaro che l'acqua sotterranea non sta ferma. L'acqua sotterranea si muove, calcolano gli studiosi dell'ARPA, va circa 1 chilometro e mezzo l'anno, il che vuol dire che nell'arco di qualche anno arriveranno al mare, ma tramite fiumi ci sono già arrivati al mare. Quindi tant'è vero che sono riscontrabili nel Po. Tutta questa cosa qui è cominciata proprio grazie all'Europa, va detto, in un suo programma di monitoraggio dei fiumi, fatto ancora negli anni 2008-2010, per Force, in cui il Po risultava il fiume più inquinato di tutta Europa. Perché poi gli scarichi finivano dal fiume più piccolo al più grande, più grande ancora, e alla fine finisce nel Po.
E quindi il Po sappiamo benissimo dove sfocia, è chiaro che questa è la zona sottoposta a questo tipo di inquinamento. Quindi, comunque noi abbiamo studiato i ragazzi maschi della zona rossa e abbiamo studiato la fertilità maschile. Potevano essere tantissimi gli esiti sanitari su cui si poteva studiare. Ho preferito, ci è capitato un po' l'occasione all'inizio per come abbiamo iniziato e poi mi è francamente, man mano che lo facevo, piaciuto questo tema perché è un tema non solo sanitario, secondo me. Nessun tema è strettamente sanitario, anche il tumore non è solamente sanitario, certamente, però il calo della fertilità che tutti denunciano e il calo delle nascite che credo veda chiunque è un tema che non è solo sanitario, è anche culturale principalmente. Cioè, in altre parole, se continuano ad essere di meno i nati dei morti o di più i morti dei nati, insomma, come vogliamo metterla. Non so, ci poniamo una domanda di dove andiamo a finire come genere umano, oppure continuiamo a consumare ciò che è facile consumare, come diceva Giuseppe, ciò che ci rende comoda la vita senza pensare a nient'altro. Questo era un po', e credo che sia una domanda che spero trovi ascolto anche ai livelli più alti, perché è chiaro che non è che noi siamo noi qua, cioè, bisogna trovare un'uscita chiaramente a livello più alto, insomma a livello legislativo. Comunque lo studio è terminato l'anno scorso, abbiamo arruolato 1000 ragazzi, abbiamo fatto tutte le indagini relative alla fertilità, quindi l'esame dello sperma, l'esame ecografico dei testicoli, l'esame nel sangue degli ormoni, e adesso stiamo elaborando i dati. Ecco. Certo, e so che appunto è in work in progress il processo sull'azienda, no, di Trissino, in provincia di Vicenza, e so che mi diceva lei, dottore, appunto, che avete fornito una parte parziale, insomma, di questo studio. Cosa emerge dai primi dati che appunto avete fornito? Ma i primi dati sono molto, si chiama per l'appunto analisi in progress, cioè sono molto frammentari e sono parziali, perché abbiamo voluto in un certo senso un lavoro che certe volte si fa, se lei immagina che per ogni ragazzo abbiamo, non ho contato, ma centinaia di dati, tra i dati che abbiamo ottenuto dall'ecografia ai testicoli, dalla visita, dallo spermiogramma, dagli esami del sangue, dalla densitometria ossea, faccio un po' il caso a lei, più il questionario, ed era un questionario di oltre 100 domande, faccio un po' lei il conto di quanti dati abbiamo per ogni singolo ragazzo, lo moltiplichi per 1000 e vede che non è proprio che in un mese facciamo tutto, insomma. Certo. E quindi allora abbiamo prima voluto con il professor Biggeri, che devo ringraziare sempre e comunque, perché è lui che chiaramente, essendo un professore di statistica, ha impostato un po' questa prima ricerca, e abbiamo cercato di vedere se c'era un'associazione tra i PFAS nel sangue e un'eventuale scadente qualità dello spermiogramma. La cosa interessante, e questo spiega molto, mi ero scordato di dire che abbiamo scelto questo argomento anche perché a livello internazionale, a differenza di altri esiti sanitari, tutte le agenzie dicono che non c'è evidenza, o meglio, dicono che gli studi fatti, che non sono pochi, sono circa una ventina, non sono sufficientemente robusti, non convergono tutti nella direzione di dire sì, c'è questa associazione. E quindi è uno di quegli effetti sanitari, cito il carcinoma alla mammella che è un altro importantissimo, cito l'autismo, è uno di quegli effetti sanitari che le agenzie internazionali considerano ancora in forse, cioè non si sa, non ci sono sufficientemente dati sufficienti, e questo è un altro motivo per cui abbiamo pensato di fare questo studio. Insomma, quello che viene fuori è un po' quello che ci aspettavamo, cioè, l'ha detto prima Giuseppe, sono interferenti endocrini. Cosa vuol dire? Faccio sempre l'esempio del fumo per capirsi.
Se un ragazzo di 25 anni fuma, peggiora la qualità del suo spermiogramma, cioè peggiora la qualità dei suoi spermatozoi, come numero, come motilità, come tutto. Sì, anche no. Cioè sì, può essere sì, ma tutto sommato, certo bene non gli fa, ma non è detto che chiaramente sia così nocivo, tant'è vero che papà fumatori ce ne sono a migliaia. Facciamo l'esempio diverso. Se è la mamma che fuma durante la gravidanza di un feto maschio, ci saranno problemi per il figlio, questo sì. E l'abbiamo visto benissimo con la diossina, ed è per quello che mi sono concentrato su questi PFAS. Quando hanno studiato in Lombardia la diossina, Seveso per spiegarsi, sono andati a studiare la fertilità dei maschi che erano stati contagiati dalla diossina e non hanno trovato niente. Qualcuno di intelligente è andato a recuperare le mamme che erano state esposte alla diossina. I figli nati da quelle mamme avevano un significativo aumento di cattiva qualità dello spermiogramma, diciamo. Perché? Perché c'erano stati esposti in periodo neonatale, in periodo fetale, quindi nel periodo in cui gli interferenti endocrini sono più nocivi. Perché un conto è un ragazzo di 25 anni che pesa 70 kg, che in qualche modo si difende. Un conto, poveretto, un feto di 10-20 centimetri che è lì che si sta costruendo gli organi e quindi è molto più sensibile all'azione di veleni. Certo. Ecco, questo è quanto. Dottore, quali quindi dovrebbero essere le misure che dovrebbero adottare le istituzioni sanitarie, vedi USL, insomma, per capirci, per affrontare questa situazione critica, perché così ho capito. Sì, no, noi l'abbiamo chiesto più volte come ISDE, abbiamo anche per fortuna a Vicenza c'è insomma una buona, all'interno dell'ordine dei medici c'è una commissione ambiente, ci sono tanti colleghi bravi che si danno da fare anche lì, ci siamo dentro anche noi come ISDE. E abbiamo proposto una specie, sentendo anche soprattutto i colleghi americani che hanno pubblicato su questo, una specie diciamo di, come dire, non di questionario, ma insomma di modo di porsi da parte del medico curante nei confronti del proprio assistito per capire se aveva dei rischi particolari di sviluppare quelle malattie che sono riconosciute. Però è un lavoraccio, cioè è un lavoro improbo. Perché? Uno, perché purtroppo non c'è stata formazione dei medici curanti specifica su questo tema da parte delle istituzioni, non c'è stata. Abbiamo provato a farla noi, ma sono sempre cose volontarie, viene chi è già interessato, chi non è interessato non viene. Cosa può fare un medico curante? Beh, siccome delle patologie ben riconosciute a livello internazionale ci sono, intanto può capire se il suo assistito ha già intanto un'esposizione importante ai PFAS e in questo caso monitorare che non si sviluppino, se attualmente non ci sono, quelle patologie riconosciute dalle agenzie internazionali, quindi fare quello che si dice una prevenzione secondaria, ma sempre prevenzione. O diagnosi precoce. La diagnosi precoce più che altra prevenzione sarebbe quella di non avere più PFAS. Certo. Adesso la Regione Veneto, per fortuna, avendo fatto questo piano di sorveglianza, per carità, a nostro avviso incompleto, ma comunque l'ha fatto, ci sono 50.000 soggetti dell'area rossa che sanno quanti PFAS hanno nel sangue, perché hanno potuto farlo gratuitamente in questo piano di sorveglianza regionale ed è stato importante, anche perché oltre al dosaggio dei PFAS c'era anche un po' il dosaggio del sangue per le principali funzionalità renali, epatiche e tiroidee. Però tenga presente che al di fuori della zona rossa, nel Veneto come il resto d'Italia, è un problema farsi il dosaggio dei PFAS. Lei può andare in qualunque laboratorio che vuole, ma nessun laboratorio le fa il dosaggio dei PFAS. E il suo medico di base non può prendere la ricetta e dire prescrivo a questo mio mutuato il dosaggio dei PFAS, perché non è previsto come analisi e non saprebbe dove andare a farla. Quindi come vede c'è tanto da fare, tanto. Cioè, se un cittadino volesse capire se ha i PFAS nell'organismo, quindi come potrebbe fare, dove si dovrebbe rivolgere? Come lo dico, allora, due sistemi, Giuseppe lo sa bene.
o si organizza in qualche modo e si mandano le provette in Germania o dove si vuole, in Svizzera, in Francia, ma comunque un laboratorio estero, e questo è il modo per averlo documentato. Oppure, per quello che serve, dà un'indicazione, capire bene dove è vissuto, cosa ha mangiato, cosa ha bevuto, e da queste informazioni detrarre in modo indiretto una possibile sua esposizione. Ma lei capisce che questo è abbastanza teorico, però Sì. un conto è aver bevuto per 30 anni, come è successo qua, 40, acqua che conteneva 1000-1200 nanogrammi di PFAS, se non di più, al litro. Un conto è magari bere da 10 anni acqua che ne contiene 5. Non va bene neanche questa seconda cosa, perché chiaramente, diceva prima Giuseppe, sì, uno va bene, però io un nanogramma lo bevo oggi, uno domani, uno dopodomani, e così ogni giorno, e questi purtroppo si accumulano. Quindi non va bene neanche piccole quantità, Certo. però certo che bene 1000 è ancora peggio, insomma, molto terra. Sì. È un po' sconcertante, voglio dire, però è reale. E quindi volevo rivolgere una domanda a tutte e due, e io già vi dirò che vi rinviterò per fare altri aggiornamenti e riparlare appunto di questo problema, che è veramente importante, e soprattutto perché appunto è salute pubblica. Qual è il vostro messaggio di oggi importante che volete trasmettere ai nostri radioascoltatori? Giuseppe? Ma diciamo, di fronte a un problema così grave e complesso, la prima reazione potrebbe essere quella di sentirsi inermi, di trovarsi di fronte a qualcosa che è troppo più grande di noi e su cui non possiamo in alcun modo incidere. Io però invito chiunque ci stia ascoltando, chiunque avrà modo di vedere questa puntata, a riflettere, perché su queste sostanze la storia è stata cambiata dalle singole persone. Noi dobbiamo alla tenacia di un agricoltore della West Virginia se noi oggi sappiamo che esistono queste sostanze nel mondo e causano tutta una serie di problemi. Sappiamo che in Veneto, nella zona rossa, si stanno mettendo in sicurezza gli acquedotti dopo una grande spinta popolare dal basso. Eravamo in 15.000 alcuni anni fa all'Onigo a chiedere, pretendere alla regione acqua priva di questi inquinanti. Per cui io invito chiunque a non tacere, non ficcare la testa sotto la sabbia, a documentarsi, a stare attento, a pretendere che gli enti pubblici facciano il loro lavoro, perché è obbligo di chi ci governa, tutelarci e proteggerci da questi inquinanti. Quindi non demordete, non invito a non restare fermi e inermi. Grazie Giuseppe. Dottore? Sì, ho imparato anch'io questa cosa qua, l'ho imparata dalle mamme no fas, veramente, cioè quella che si chiama cittadinanza attiva. Non c'è altra cosa, non c'è altra cosa. Insegna tante cose la cittadinanza attiva, anche a noi. Adesso scendiamo nel nostro uso. È chiaro che per fare meno di queste sostanze bisogna che cominciamo anche noi a cercare alternative, a chiedere prodotti alternativi che non le contengano, e parlo di rossetti, creme solari, tutto quello che volete voi. Ma per uscirne bisogna che siamo noi, proprio noi cittadini, che diciamo non vogliamo più i prodotti che contengono queste sostanze. Vogliamo che i prodotti ne siano liberi, che sull'etichetta ci sia scritto contiene PFAS o non contiene PFAS, così dopo uno decide. Allora un po' perché è una logica industriale questa, cioè finché una cosa dà profitto, la vedo tanto dura sopprimerla così, con il profitto che dà. Bisogna che il profitto venga trovato nella sintesi di altre sostanze, e questa volta speriamo fatte con una logica naturale. La natura non produce nulla di eterno, se noi ci pensiamo. È l'uomo con la sua testa che ha detto io sono più bravo, devo fare qualcosa che dura millenni, e questi sono i risultati. Ma nella natura si ricicla tutto. Certo.
Io vi ringrazio per questa informazione a 360 gradi e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a un'altra puntata che ritoccheremo questo tema critico di salute pubblica. Grazie. Prego. Una buona giornata a voi. Giuseppe. Ciao, grazie, arrivederci, ciao. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Francesco. Ciao Giuseppe.